Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Volevi venire lì che hai dato qua il telefono? Non è di qua. Sono abbastanza sicuro che qua ascoltano. Io ho parecchi dubbi anche di lì. Ah sì? Sì. E quindi cosa fai col telefono? No, adesso lo metto. Giusto da farmelo ciulare. Buonasera a tutti. Molti di voi avranno riconosciuto qualcosa di questa intercettazione ambientale, anche se si sente molto male, però c'era il sottotitolo, adesso ve la rileggerò io. Parliamo di Garlasco perché da una settimana non ne parliamo e perché è successo di tutto in quest'ultima settimana. Proprio il giorno in cui siamo andati in onda era in corso l'interrogatorio da Andrea Sempio in procura a Pavia, e il giorno prima erano state sentite a SIT le gemelle K e poi il 6 anche è sentito a SIT il fratello di Chiara, Marco Poggi. Però poi nel frattempo è successo che la procura ha chiuso, cioè ha emesso il suo 415 bis, l'avviso di conclusione indagini, malgrado sappiamo che poi c'è ancora tempo per fare altri accertamenti e so che sono in corso altri accertamenti. D'altro canto adesso la difesa di Andrea Sempio, quindi l'avvocato Cataliotti e l'avvocata Taccia, hanno tempo per 20 giorni, cioè quindi ancora 15 giorni, per fare le loro controdeduzioni, diciamo, a questa richiesta di rinvio a giudizio. Scusate, no, non è ancora richiesta di rinvio a giudizio, questa chiusura di indagini che cristallizza da parte della procura la convinzione che l'assassino di Chiara Poggi possa essere Andrea Sempio. Ricordiamo per insomma il nostro principio insomma della legge, per cui è ancora indagato in questo momento. Quindi non è ancora iniziato un processo e sicuramente non c'è nessuna condanna, però per la procura, quindi per quella che diventerà l'accusa in un eventuale processo, i punti a suo sfavore, insomma, che lo inchioderebbero sulla scena del crimine, sono ben 21. Adesso li ripercorreremo tutti insieme ai miei due ospiti carissimi. Prima ricordo i numeri per intervenire: 0292947222 e 340 670 9659 se volete mandare dei messaggi WhatsApp. Allora, bentornati a Marilena Sottile, giornalista e youtuber. Bentornata Marilena. Ecco, bentornata Marilena, mi senti? È caduta. Va bene, e bentornato ad Alessio Erasmo Antonelli, avvocato e giurista, che ci aiuterà un po' a capire dove stiamo andando a parare dal punto di vista proprio giuridico, sia della... Grazie Laura, Dimmi. Sì, ben trovato. Grazie dell'invito. Allora, Marilena è caduta, Natalia, scusate, grazie alla mitica Natalia. La sto recuperando.
Ah, ok, perché con Marilena vogliamo fare un po' un excursus, insomma, di tutti quelli che sono i punti importanti di questa informativa. Vi ho letto, cioè adesso magari prima, nel frattempo che arriva Marilena, rileggo, Alessio, se mi permetti, l'intercettazione, una delle intercettazioni, perché sono tantissime quelle riportate nella nota informativa dei Carabinieri di Milano-Moscova e sicuramente sono ancora tantissime quelle che non abbiamo ancora visto e che probabilmente vedremo durante il processo. Ah, ecco, è arrivata Marilena? Sì, eccomi, buon pomeriggio a tutti. Bentornata. Allora, Marilena, adesso piano piano facciamo un recap di quelli che sono i punti dal tuo punto di vista, insomma, che la Procura mette a fuoco nei confronti di Andrea Sempio. Poi vediamo con Alessio, visto che si stanno già sperticando in ogni dove, anche dal punto di vista mediatico, per smontarli, invece quali dal punto di vista procedurale reggeranno. Allora, andiamo Marilena, prima di tutto. Sì, allora, prima di tutto, allora, le cose che sono presenti in effetti in questa informativa sono parecchie. Partiamo innanzitutto dalle famose chiamate. Queste chiamate hanno un problema di fondo, nel senso sono state più volte giustificate in maniera anomala. Ecco, ricordiamo un attimo, sono 3 chiamate che lui fa da casa e dal cellulare, una dal cellulare, sì. 2 da casa e una dal cellulare, a casa di Chiara Poggi il 7 e l'8 agosto 2007, quindi qualche giorno prima del delitto, posto che, come i carabinieri esaminano puntualmente, non ha mai chiamato in 6 mesi. Quindi diciamo, su quelle chiamate era stato già interrogato nel 2008 e poi magari con Alessio ricordiamo come è andato quel verbale, perché c'è qualcuno che potrebbe avere dei guai per quel verbale. Prego Marilena, quindi le 3 chiamate, dicevi. Sì, lui non aveva in effetti mai telefonato, se non vengono riscontrate delle chiamate a tarda notte, probabilmente ascrivibili al rientro in casa dell'amico Marco Poggi, a cui quindi Andrea avrebbe prestato il telefono appunto per avvisare i genitori. Invece queste chiamate al fisso durante le ore diurne non erano mai avvenute appunto in 6 mesi. Ricevute sì, ovvero Casa Poggi ha più volte chiamato il cellulare di Andrea Sempio, ma non viceversa. Queste chiamate hanno una durata, invece quelle a cui ti riferivi tu, che sono quelle sottolineate appunto dalla Procura del 7 e dell'8 di agosto, hanno una durata particolarmente breve. Ricordiamo che la prima è solo di 2 secondi, avviene all'incirca intorno alle 5 di pomeriggio, una quarantina di minuti dopo richiama Andrea a Casa Poggi dal fisso di casa propria, e anche lì una durata molto molto bassa, quindi 8 secondi, e lui giustificherà queste telefonate dicendo: volevo rintracciare Marco al cellulare, per errore ho invece di chiamato il numero di casa fisso. Lui afferma di non aver inizialmente, almeno nella prima telefonata, di non essere sicuro di aver parlato con Chiara, e successivamente dice che lo scambio è stato del tipo c'è Marco in casa? No, non c'è, e quindi ecco, messo giù. Richiamerà il giorno dopo, e secondo la sua versione dei fatti questa chiamata sarebbe servita, diciamo, a intavolare una brevissima discussione in cui veniva informato che in realtà l'amico non era presente a Garlasco, ma si trovava appunto in vacanza in Trentino con i genitori. Queste chiamate appaiono molto strane. Ti fermo un attimo, perché poi la radio non abbiamo tantissimo tempo da dedicare ad ogni punto, dobbiamo andare abbastanza veloci. Allora, lui poi in questa intercettazione ambientale proprio ricorda quasi quelle telefonate, scimmiottando persino la voce di Chiara. Non ci voglio parlare con te, adesso non si è sentito benissimo, però. Ecco, Alessio, come potranno essere, diciamo, a livello processuale, quanto questo indizio è importante secondo te?
Allora, secondo me la vera difficoltà della difesa è trovare una versione da dare a quello che è stato il vero e proprio oggetto di quelle telefonate, perché ormai se ne sono dette troppe anche in sede extragiudiziaria e che potrebbero essere tutte contestate ad una diciamo formale domanda. Poi non so a chi dovrebbero fare queste domande, non ho capito se lui intende essere esaminato in sede di dibattimento, questo è ancora tutto prematuro, però secondo me la vera difficoltà sta proprio nell'individuare un oggetto di quelle telefonate, perché alla luce anche delle ambientali che sono uscite adesso sarebbe veramente un esercizio di funambolico trovare un qualcosa che possa in qualche modo assomigliare ad una difesa per quelle telefonate lì, perché la situazione si è complicata già nel tempo, ma molto di più con queste intercettazioni. Bravo, infatti tra l'altro lui dice che in un certo senso dice proprio ha messo giù il telefono, ecco che fai la dura, ma io non l'ho mai vista in questo modo, da un lato l'interesse non era reciproco. E poi fa riferimento ai famosi video intimi. Ecco, Marilena, il movente, quello che viene individuato dalla procura e che era stato individuato sin dai primi momenti dai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, al quale sinceramente solo io mi sembra che avresti creduto, di tutto il mondo mondiale, era proprio sessuale, in una sorta di ossessione che lui aveva per Chiara, che non è detto che poi si fosse manifestata con la diretta interessata prima di quelle famose telefonate. Cosa c'è ancora? Perché io credo che sia connessa questa vicenda poi delle telefonate a Poggi, a Marco Poggi in particolare, che è un po' l'oggetto del contendere, nel senso che Marco Poggi era l'amico intimo di Andrea Sempio, lui dice di aver telefonato a Marco Poggi pur sapendo, e tutti gli amici lo confermano, che Marco Poggi dal 4 dal 5 era in Trentino con i genitori, quindi cosa hai telefonato a fare? Ecco, dalle carte, insomma, emerge una situazione un po' traballante anche di Marco Poggi, poi ne parliamo anche con Alessio Di Marco. Sì, perché in effetti poi le SIT sono quelle che vanno a supportare ulteriormente questa tesi sostenuta dalla Procura, proprio per il fatto che queste SIT degli altri amici di Freddi, di Capra, di Biasibetti smentiscono Sempio per quanto riguarda proprio l'informazione che gli era stata data a tutto il gruppo riguardo la partenza dei Poggi insieme alla famiglia Biasibetti. Proprio anche. Chi sei? Non ti sento più. Oddio. È crollata. Pronto? No, è caduta, la ricontatto. Ok, è caduta. Vabbè, Alessio, tu come cioè, non solo Marco Poggi, ma anche un po' la famiglia Poggi nelle carte, in riferimento a questo preciso, cioè alla presenza di Sempio in casa e a tutto quello che ruota intorno. Come lo leggi? Allora, ci sono contraddizioni proprio in termini, nel senso che proprio non ci sono delle posizioni nel tempo che sono cambiate, questo è indiscutibile. C'è una vera e propria dichiarazione da parte del papà che continua a dire che non lo conosceva neanche, ma così anche a livello ingenuamente, lui è convinto di non averlo mai incontrato. Quindi. In più però c'è un elemento che sta venendo fuori negli ultimi momenti, che è quello della eterodirezione di certe dichiarazioni, cioè che vengono indotte da qualcuno all'esterno che viene anche nominato, e questo sicuramente non giova alla genuinità del dichiarato, insomma. Ma dal punto di vista legale cosa potrebbe succedere? Procedurale, insomma, cosa può succedere?
Se rispondi, allora, se non rispondi in sede di SIT ti viene contestata subito la falsa informazione al PM. Se invece dici il falso, loro chiudono il verbale e verificano e poi aprono eventualmente un procedimento a parte, sempre che loro ritengano essere quello che dicono falso, con un certo interesse, quindi con un certo dolo a dichiarare il falso. Quello che non giova, ripeto, alla loro posizione è il fatto che facciano nomi di persone esterne che diciamo in qualche modo suggeriscono, per esempio, il fatto che alcuni giochi fossero giù in cantina, che queste cose non giovano assolutamente alle posizioni di nessuno. C'è un po' di confusione, insomma, c'è un po' di ritrattazioni. Inizialmente dicono una cosa, poi ne dicono un'altra, sulla presenza, ripeto, di Andrea Sempio in casa. La presenza a un certo punto diviene, si cambia la posizione della presenza quando salta fuori il discorso del DNA. Lì si cambia la narrazione, però la si cambia ancora adesso ultimamente in merito all'impronta 33. Cioè lì quando salta fuori l'impronta 33 che viene definita utilizzabile e tutto, si cambia ulteriormente la narrazione nel fatto che andassero giù in cantina, e quindi tutto questo preso nel complesso non traspare come un percorso genuino di ricostruzione della verità. Natalia ha dei problemi con il cordless, Marilena, di servizio, comunicazione di servizio, e non lo so se possiamo provare poi a riprenderla WhatsApp. Volevo leggere la fine, cioè mi ha molto colpito, Alessio, non so poi tu come lo leggi questo, la conclusione della nota informativa che cioè dice proprio questo, dice che alla fine non si può avere certezza, per esempio, della bicicletta che esce quasi di fatto da tutto il procedimento, che forse non avrebbe mai dovuto entrarci, comunque vabbè, anche perché dice è un dato che all'epoca dei fatti non venne mai affrontato, perché mai vennero fatte indagini su Sempio e sugli altri amici di Marco Poggi. Basti pensare che allo stesso Marco non venne mai intercettato e i suoi tabulati telefonici non vennero mai acquisiti, alla stregua dei suoi amici. Ecco, io credo che questa sia stata forse la più grande mancanza di quell'indagine lì, perché comunque tu non puoi, non c'è niente di male, cioè non puoi non prendere i tabulati del fratello, e poi tra l'altro mi sembra che non vennero mai messi nell'elenco dei frequentatori della casa gli amici che andavano proprio in quella casa ad utilizzare quel computer. Ecco, il discorso della bicicletta, finalmente qualcuno mette nero su bianco il fatto che è anacronistico che un assassino vada via in bicicletta. Questo è quello che è proprio, come dire, di primo acchito. L'orario, l'epoca della morte, la durata dell'azione omicidiaria, tutta una serie di altre evenienze rilevanti che portano tutto univocamente sull'attuale indagato Sempio, portano anche il discorso della bicicletta a essere marginale, se non addirittura estraneo alla dinamica. Quindi non ci si concentra neanche, anche perché una ricerca della bicicletta andava fatta a tutto tondo, non solo una sola bicicletta di una sola persona che poi venne sequestrata. Infatti. Quello è infatti quello che si può ribadire semplicemente. Se di bicicletta dobbiamo parlare di tutte le biciclette e di tutte le persone coinvolte. Oggi stiamo facendo l'indagine su Andrea Sempio, che è corroborata da sostanziali e univoci riscontri. La bicicletta resta lì con un'ora della morte intorno alle 10:30, all'interno di un range che la professoressa Cattaneo amplifica, ma poi alla fine se comincia a mettere una serie di altri fattori lo porta infatti, anche lei a quel, perché lei, attenzione, anche qui c'è una narrazione che si sta facendo, cioè lei l'ha amplificata, ma in realtà poi dopo dice che non è possibile che sia avvenuta
prima della colazione, della digestione, quindi sicuramente dalle 10 in poi, e quindi in un range più o meno tra le 10 e le 12 e mezza, con maggiore centratura alle 11, che poi era l'orario primordiale, no? È sempre quello, tu porta sempre tutto là. È ovvio che una ricostruzione scientifica dell'epoca della morte deve rispondere a dei parametri scientifici che, come dire, si allargano, ma alla fine, se poi inserisci tante altre cose, portano sempre comunque a quell'ora lì. Cioè, potrebbe essere un range molto largo, ma se cominci a metterci dentro delle circostanze che possono essere la colazione piuttosto che la telefonata delle 9:58 e così via, o è prima o è dopo quella telefonata. Quindi, ma comunque ecco, giusto resta il perché fatto c'è che questa telefonata di Andrea Sempio ad un amico, l'amico sì, Capra, delle 9:58. Ecco, quindi poi c'è sempre comunque il fatto che solo l'azione brutale, senza antefatto e senza postfatto, fa 15-20 minuti, quindi del tutto fuori da quello che è la vecchia sentenza che un trasferimento di almeno 10 minuti da una casa all'altra alla fine riduceva a 12-13 minuti il tutto, compreso anche l'ingresso, un'eventuale lite e tutto il resto. Quindi non è solo quello che bisogna prendere in considerazione per stabilire su chi puntare la colpevolezza, la ricerca della colpevolezza. Qui viene fatto un discorso molto più approfondito su tutta una serie di fattori che entrano nel dato scientifico e lo caratterizzano come ancorato alla realtà. Infatti. Marilena, sei tornata? Sì, eccomi, scusatemi ancora. Allora, no, stavamo parlando anche dell'orario della morte e insomma, un po', cioè quanto è importante. Ecco, quello che mi ha un po' colpito è proprio la commistione perfetta, cioè l'equilibratura, la riequilibratura tra le indagini tradizionali, quindi intercettazioni, incrocio di dati, SIT, eccetera, con elementi scientifici. Ecco, a proposito di questi, perché si vocifera, se ne dicono tante, quali sono stati gli elementi più importanti? Io so che tu hai potuto, insomma, consultare qualche consulenza. Ecco, per esempio, gli elementi più granitici della BPA, che è la Blood Stain Pattern Analysis fatta dai RIS di Cagliari con il drone, l'avatar, eccetera. Quali sono secondo te? Beh, sicuramente allora c'è una descrizione totale di come si è svolto l'omicidio fin dall'inizio, quindi da un'aggressione che si sviluppa in un'altra parte della casa, quindi non davanti all'uscio come avevamo visto nelle accuse mosse a Stasi, quindi in cui l'azione omicidiaria era avvenuta immediatamente, praticamente varcata la soglia. Invece la nuova BPA vede la vittima aggredita nei pressi del divano, dove ci sono in corrispondenza di quelle 3 gocce di sangue sul pavimento. Successivamente quindi viene appunto colpita sulla testa e arriva quindi ad impattare sul pavimento e trascinata per le caviglie verso la scala, diciamo verso il corridoietto. Chiara avrà una reazione, perché non aveva perso i sensi, quindi a questa reazione c'è una nuova aggressione che appunto si sviluppa nella zona antistante l'uscio che porta poi alle scale della cantina, e lì insomma l'aggressione si fa veramente violenta ai danni della testa della vittima, e quindi verrà appoggiata sullo stipite della porta e successivamente appunto verrà scaraventata nelle scale, ma alla fine sarà lì che proprio ci saranno. Infatti questa è la novità, diciamo, ecco. Sì, la novità è proprio questa. Sì, e in più, come appunto dicevi, la descrizione proprio di questa dinamica
ha visto proprio un'analisi di tutto quello che prima non era stato analizzato, quindi la direzione delle gocce di sangue, anche quelle che sono state riscontrate nel telefono e che appunto fanno riferimento a questa presa di reazione da parte di Chiara, che appunto cercava evidentemente aiuto, voleva magari rivolgersi verso il telefono piuttosto che scappare, e quindi c'è questa nuova aggressione. Quindi si tratta di una totale, no? Rivisitazione, anche per quanto riguarda appunto gli ultimi colpi sulla scala. Sono stati riscontrati il getto di schizzi di sangue riferibili proprio agli ultimi colpi sul quarto gradino, e anche come si è mosso l'assassino nel vano Scala. Quindi oltre alla 33 è stata collegata la 97F, che si trova praticamente di fronte in basso rispetto alla 33, e in cui appunto è stata considerata come uno swipe, quindi una colatura di sangue legata ad una mano intrisa di sangue, quindi sarebbe la mano dell'assassino, che anche lì tocca la parete del vano scale. Quindi tutto questo, diciamo, è nuovo rispetto a quello che avevamo visto, perché appunto nella vecchia interpretazione della riferita che però loro dicono che è uguale, poi ne parliamo. Allora facciamo un minuto di pausa e ritorniamo da questo, perché il generale Garofano, che è ex comandante dei RIS di Parma ai tempi, ha detto in televisione che comunque no, vabbè, è come la loro la BPA. A dopo, un minuto. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Il re è tornato. Senti ogni nota. Credo che la musica possa cambiare il mondo. Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema. Devo capire che cosa vuole. Vorrei un feedback costruttivo. E anche un lettaletta? O solo un feedback? Prenderò il meglio da questo lavoro. No. Charlie, ti abbiamo detto delle risate. Stella, ciao. Dimmi che non ti metterai quello. Nascondi l'emozione per una volta, ti prego. Johnny Cage, sei stato scelto per il Mortal Kombat. Non va per me, a meno che non paghiate bene. È un torneo che potrebbe salvare l'intera umanità. Vuoi venire o no? Mortal Kombat 2, al cinema. Ieri sera il nostro pastore è stato ucciso e noi risolveremo il caso. Pensate di avere il coraggio di lasciare casa? Noi non abbiamo paura. Ma Paul, che cos'è? Credo sia una strada. Ma di che cosa è fatta? Non di erba, questo è sicuro. Allora, venite? No, è impossibile. Per George? Per George. Pecore sotto copertura, dal 7 maggio al cinema. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Allora, eccoci tornati, ancora una volta stiamo analizzando, diciamo, la chiusura delle indagini nei confronti di Andrea Sempio, considerato, insomma, per ora dalla procura l'assassino di Chiara Poggi. Oddio, cosa sta succedendo? Ci siete? Sì.
Ah, boh, perché mi stanno chiamando. Vabbè, ok. Allora, torniamo un attimo. Allora, parlavamo della BPA. La BPA ovviamente è strettamente connessa, vero Alessio, alla consulenza Cattaneo, tant'è vero che poi la consulenza Cattaneo, che molti oggi ne dicano, conclude con la assoluta importanza della traccia di DNA sotto le unghie della ragazza, perché anche qui c'è una riscrittura in quanto parla di chiarissima difesa sia passiva che attiva da parte di Chiara, segni di difesa, e quindi dice che quel DNA è sicuramente dell'aggressore. Ecco, quanto invece può pesare questo dato, che tanti dicono vabbè sì, ma è un DNA non perfetto, cioè, perché non è un autosomico con 27 loci. Diciamo che il limite lo conosciamo, perché comunque individua un ramo patrilineare, quindi quello lo conosciamo, quel limite lì. Sì. Per quanto riguarda invece tutto il resto, vorrei ricordare che comunque spetterà eventualmente al giudice, qualora ritenesse di considerarlo, colmare tutto quello che è la lacuna del dato con una motivazione. Quindi se il giudice ritiene di farlo entrare nel pool, diciamo nel bouquet degli elementi indiziari, troverà lui il modo di dire perché e per come è pertinente e collegabile agli altri. Cioè il giudice tiene presente che poi alla fine con la motivazione colma anche tutta una serie di dati, fatti che non è stato possibile rilevare, tipo se era sopra, sotto o se era mediato, diretto, così. Certo. Il giudice nel momento in cui ritiene sì, vabbè, ho capito tutto quello che volete, ma se appartiene comunque al ramo patrilineare e l'unico che frequentava la casa è Andrea Sempio, nella motivazione troverà il modo, questa giurisprudenza alla mano, di dire come, quando viene collegato al fatto stesso, all'azione, comunque voglio dire, se la vittima ha tentato di difendersi, la letteratura parla chiaro, cioè è sulle mani, non è su qualsiasi altra parte del corpo. Quindi tutto quello che noi riteniamo essere oggi un limite potrà essere colmato benissimo dal giudice nella sua motivazione. Infatti questo è importante da far capire alla gente, perché magari poi questi passi, diciamo, più che altro procedurali, giuridici, non si comprendono molto. Insomma, Marilena, per il resto cosa ti ha colpito di questa informativa ancora? Io direi che anche c'è una bella bacchettamento delle indagini fatte nel 2007. Sì, sicuramente parte tutto da lì. È chiaro che hanno riscontrato tutte le anomalie che sono state elencate in questi mesi e le hanno messe molto a fuoco, ma in più loro sono andati oltre, nel senso che secondo me la cosa che mi ha colpito in particolar modo è comunque il fatto che abbiano riscontrato nell'ambito della documentazione attinente al caso queste note non firmate che per ammissione stessa appartengono alla Barbaini. Erano queste note particolari che avevano un intento. Diciamo chi era la Barbaini. La Barbaini era allora la procuratrice generale durante il processo di appello bis, quella che sosteneva l'accusa nel processo di appello bis, che diciamo venne consultata da Venditti, quindi il procuratore aggiunto di Pavia che si era occupato della prima indagine Sempio nel 2016, in merito, insomma, a quali potessero essere gli elementi nei confronti di Sempio, in particolare il DNA famoso e quindi la famosa perizia De Stefano del 2014. No, sì, scusa, ho introdotto chi era la Barbaini, perché magari la gente non lo sa. Ecco. Sì, lei scrive 2 volte, fa queste 2 note, una del 17 gennaio e un'altra pochi giorni dopo, se non sbaglio il 23,
E insomma, in queste note c'era di fatto una indicazione netta diretta comunque a Venditti nel non dare particolare peso, si sminuiva molto il ruolo dell'istanza che era stata presentata, ricordiamo, dalla mamma di Alberto Stasi, e nella quale erano allegate sia le indagini private che svolte dalla SKP, dalla società di investigazione, ma anche a questa istanza veniva allegato questa consulenza che avevano svolto Linarello e Fabbri e che appunto riconducevano il DNA che era stato ritrovato nelle unghie di Chiara come appartenente ad Andrea Sempio. E appunto in queste note la Barbaini sviluppava un discorso che era volto proprio a sminuire tutti questi aspetti, a dire che erano dei tentativi fatti più e più volte dalla difesa Stasi per riaprire a suo favore, quindi nell'ottica di una revisione del processo, quando invece, come sappiamo, l'istanza non prevedeva, non c'era una richiesta di revisione. E inoltre vi era appunto sottolineato come Alberto Stasi avesse sempre manifestato fin dall'inizio delle indagini, anche quelle a suo carico proprio del 2007, un tentativo di influenzare a suo favore il pensiero, diciamo, le persone, diciamo, di influenzare a suo favore, sottolineando o non, cioè non dando luogo a certi tipi di riscontri, quando invece sappiamo infatti che è stato Alberto condannato, ha talmente influenzato che è stato condannato. Senti, ma lui si è sempre presentato, non si è mai opposto dico, ha talmente influenzato che è stato condannato. Influenzato che è stato condannato. Ricordiamo che Alberto Stasi è in carcere dal 2015, dal giorno dopo, insomma, della sentenza della Cassazione, però comunque di fatto è stato indagato dal primo giorno ed era stato anche in carcere per un errore sul famoso sangue che non era sangue sui pedali. Alessio, che ruolo giuridico, che peso giuridico ha questo comportamento di un ex PG, cioè procuratore generale? Allora, la funzionalità tra un sostituto procuratore generale e un sostituto procuratore presso una procura della Repubblica non esiste. Uno non è il capo dell'altro e l'altro non è il sottoposto dell'altro. Erano amici e basta, ha chiesto un aiuto ad un'amica. Sì. Non c'è rapporto di funzionalità, nel senso che tra l'altro appartengono a due istituzioni che hanno l'obbligo e il potere di rappresentare la pubblica accusa in corti diverse, quindi tecnicamente non hanno nessun tipo, oltre che essere addirittura a gradi diversi, non hanno nessun rapporto gerarchico né funzionale. In realtà cosa succede? Che viene presentata da parte del professor Giarda una consulenza, quindi una nota alla Procura Generale, però al titolare, diciamo, al procuratore generale Alfonso, dottor Alfonso, dove viene detto ci sono questi elementi. Quindi il potere, la legittimazione a chiedere la revisione, oltre a noi ce l'avete anche voi, vi diciamo sin da ora che comunque avrete bisogno di rivolgervi ad un ufficio giurisdizionale che abbia dei poteri di coordinare la polizia giudiziaria per fare i riscontri sul DNA. Il dottor Alfonso assegna, non so per quale motivo, ma per un motivo diciamo molto ricorrente nelle corti, che è quello di dare sempre il fascicolo a chi si era già occupato in precedenza, assegna il fascicolo alla dottoressa Barbaini, la quale fa due cose: invia il fascicolo a Pavia come suggerito dalla difesa Giarda per fare il riscontro di quello che dicevano loro. Certo. E poi non si sa come, non si sa perché, ma molto, diciamo, in maniera molto, cioè ci sarebbe una spiegazione ma non la possiamo dire per radio,
Il rituale. Il rituale. Molto irrituale. Manda le carte anche alla Corte che deve decidere, che è individuata nella Corte d'Assise diciamo d'appello di Brescia, la quale alla fine dice scusate, ma voi mi mandate queste carte, ma non mi avete mai chiesto di fare un'istanza di revisione, quindi emette un provvedimento soprassessorio, cioè soprassede, dice non luogo a provvedere. Ma perché? Perché non c'era ancora stato nessun riscontro da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, la quale unitariamente era stata inviata per fare quel riscontro là. Che poi che cosa consistette quel riscontro? Nel chiamare a SIT il professor De Stefano e raccogliere la sua SIT, ma non ci fu null'altro di scientifico da fare. Ecco, sì, vogliamo ricordare la prima nota della dottoressa Barbaini credo che fu in accompagnamento proprio a queste carte che arrivavano dalla difesa Giarda via il procuratore generale, la seconda in risposta ad una sollecitazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia. Allora, tutto in pratica i soldoni tutto assolutamente non obbligatorio, il rituale, e addirittura anacronistico, ecco, è un termine che va molto di modo, perché ogni magistrato, chi ha il potere di fare l'indagine è il procuratore presso il Tribunale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale, quindi non ha nessun obbligo di riferirsi a nessun'altra persona. Una volta che ti viene questo fascicolo ha autonomia funzionale piena, salvo evidentemente poi allargare il pool, quindi affiancare un altro magistrato, oppure rivolgerti invece ricordiamolo, poi ampio spazio viene dato nella nota informativa a tutta la vicenda 2016-2017, invece il dottor Venditti convinto da quello che diceva De Stefano, che questo DNA De Stefano, attenzione, conclude la sua perizia dicendo che quel DNA è un Y sicuramente, anzi ce n'è un altro, poi parleremo di quell'altro, però non è comparabile, ma lo compara con quello di Stasi e dice che non si può escludere che sia di Stasi. Così conclude, e di fatto così si conclude, e viene condannato Stasi. Ecco, Marilena, mancano pochi minuti, però ci concentriamo un attimo a questo punto. Insomma, Venditti avrebbe potuto fare semplicemente quello che ha fatto Napoleone, cioè ha dato una consulenza ad un genetista che è Carlo Previderè, il professor Previderè, fargli fare un'altra consulenza e dire: senti, tu che ne pensi? Quando ha visto che 3 la pensavano nella stessa maniera e solo uno la pensava in un'altra maniera, ha detto: vabbè, facciamo una richiesta di incidente probatorio. L'hanno fatto, hanno fatto l'incidente probatorio. Quindi io direi che chiudiamola lì, come ha detto Alessio, poi sarà il giudice a decidere cosa fare delle risultanze di questo incidente probatorio. Ma veniamo a Stasi, Marilena. Tu credi da queste risultanze la difesa di Stasi è convinta che ci siano degli elementi fortissimi per chiedere la revisione? La procuratrice generale di Milano Nanni ha chiesto ulteriori documenti da studiare per poter poi proporre eventualmente una sua revisione. A Brescia sono in attesa di capire se arriveranno queste richieste di revisione. Ecco, tu cosa ne pensi? Cioè, ci sono degli elementi? Qual è l'elemento proprio più forte che possa tirar fuori? È difficile dirlo perché sono tanti, però diciamo i primi 2 più forti, e ad Alessio la stessa domanda. Ma secondo me non bisogna in questo caso si può più parlare di un singolo elemento, perché quello che ha fatto la Procura è stato quello di stratificare gli elementi, quindi abbiamo visto comunque un'attenzione rivolta proprio in questo caso a 360 gradi davvero, quindi loro hanno inquadrato questo indagato e visto come quali potessero essere gli elementi concordanti, quindi oltre il DNA, oltre l'impronta, che addirittura sappiamo che è stata ricostruita, addirittura la mano, quindi da un punto di vista morfologico, anatomico, la mano corrisponde, l'impronta del piede
la menzogna sulla misura del piede che invece corrisponderebbe a un 42-43, cioè sono tanti. Secondo me non bisogna più come dire, vedere il singolo, perché magari sul singolo argomento si può pure cercare una strada alternativa, così come è stato fatto in maniera molto fantasiosa sul discorso del DNA, l'ha preso dal mouse, l'ha preso dal telecomando, però nel momento in cui insistono tutta una serie di argomentazioni che vanno dallo scientifico, quindi tutto quello che dicevi anche tu, fino alle indagini tradizionali, quindi le intercettazioni, e anche un po' quello che lui stesso riporta della sua personalità, no? Sì, certo, secondo certo. me stiamo di fronte ad un quadro probatorio pesante. Che verrà ulteriormente approfondito, insomma, ricordiamo, come secondo hai te. anche tu sottolineato, che sono ancora adesso e hanno tempo fino ad agosto, fino ai primi di agosto per continuare queste indagini, e quindi ritengo che il quadro probatorio sia pesante, al punto da indurre la difesa Stasi a un cambiamento. Loro in un primo momento avevano detto, la Bocellari aveva detto, noi in questo momento proporremo, se non lo farà la Procura di Pavia, la revisione, ma non siamo interessati, come dire, fino a quando che non si sarà delineato. Adesso abbiamo visto che il quadro, anche per gli avvocati di Stasi, è talmente importante che loro vogliono fare richiesta di scarcerazione. Quindi alla luce di tutto quello che si è visto dal momento in cui la Procura sta iniziando a far vedere le proprie carte, quindi la difesa Stasi ha detto il nostro assistito ha passato fin troppo tempo in carcere, è arrivato il momento che esca. Ecco, Alessio, qual è il mood revisionistico? Allora, diciamo a prima vista quello che appare del tutto evidente è l'inconciliabilità della ricostruzione fatta in questa procedura con quello che viene fuori dalla sentenza. Sono due fatti totalmente inconciliabili, quindi in questo caso viene fuori tutta un'altra narrazione, tutta un'altra storia. Giusto per citarne uno, se veramente l'assassino si è lavato nel lavello della cucina, questo contemporaneamente al fatto che viene acclarato una volta per tutte che il lavandino del bagno non era interessato da alcuna operazione di lavaggio, questo fa cadere almeno due dei vecchi indizi che non sono mai non dovevano mai addirittura assurgere al grado di indizio, perché il fatto, quello del lavaggio del lavandino, è semplicemente inesistente, non è né grave né preciso, ma è inesistente. Quindi questo è fuori discussione. Quindi il lavaggio dell'assassino nel lavello è importante. L'impronta 33, come viene integrata con le ulteriori indagini, sia per quanto riguarda l'anatomia del soggetto indagato, quindi la sua corrispondenza con l'impronta del piede, la mano, se poi viene addirittura confermato con le minuzie, che non è detto che debbano essere 16 né 17, non si può fare il ragioniere in questo caso, bisogna vedere la qualità stessa delle minuzie e a quel punto diventerà un indizio anche lui, che contemporaneamente all'indizio della misura della mano, della possibilità anatomica di assumere quella posizione, quindi anche quello è importante, e quindi anche l'impronta 33 viene altamente rivalutata, se non addirittura diventare una prova qualora le minuzie fossero veramente 15. Quindi diciamo che tu credi, insomma, che la revisione, diciamo, ha una strada abbastanza segnata o no? Quantomeno verrà ammessa, poi sai... Certo. Il giudice, perché lì c'è un giudizio di ammissibilità prima. Sì. Il giudice poi, sai il giudice, non è che possiamo entrare nella sua testa. Però attenzione, qui stiamo comunque parlando di un fatto su cui sono state fatte delle indagini a dei livelli scientifici talmente elevati
che porta proprio a considerare che le cose siano andate completamente in maniera diversa da come vengono fuori dalla sentenza, con degli inserimenti da parte giurisprudenziale di alcuni elementi che sono totalmente inesistenti. Ripeto, lavaggio del lavandino, sostituzione dei pedali. Il movente, non c'era il movente. Non c'era movente. Vabbè, ma quello l'hanno detto che non c'era, questo poi l'hanno aggiunto, diciamo, giornalisticamente dopo, hanno tentato di aggiungere. Il possesso da parte di Stasi di Frau 42 con la sola pallina, mai acclarato, mai. No, e adesso ovviamente addirittura le indagini dicono che non era nemmeno una Frau. Capito? Addirittura noi ne abbiamo parlato in tempi non sospetti di questa cosa qua. Ci sono, per fortuna che c'è YouTube, e quindi potete trovare i video. Sì, no, c'è, io lo so pure dov'è. Quindi tutto questo scenario inconciliabile totalmente addirittura porterebbe ad una lapalissiana rappresentazione dei fatti totalmente diversa. Qui non si può più continuare a ragionare su dei sofismi riguardo al fatto che siccome non c'era sangue nel lavandino perché era stato lavato, o perché prove olografiche ha avuto una 43, poi ha avuto una 42, forse una era Frau, e allora potrebbe aver avuto una 42 con la sola pallina, mai trovata. Sostituzione dei pedali mai avvenuta, ma semplicemente rappresentata come i pedali da Umberto Dei non erano del design degno di quella bicicletta. No, queste cose qua ormai appartengono al passato e addirittura stridono. Se tu vai a leggere di nuovo, io sono andato a leggere oggi, se vai a leggere quelle cose nelle sentenze, c'è uno stridore addirittura pauroso con quello che sta venendo fuori adesso riguardo alle indagini scientifiche. Non c'è proprio nessun paragone. Adesso quello che farà il giudice, ripeto, non lo possiamo sapere, ma i fatti sono totalmente inconciliabili. La cosa strana è che contro Stasi le prove erano la mancanza di prove. Delle tracce. La costruzione di un indizio in mancanza di fatti. Mancavano i fatti, lì mancavano. E questo non deve più succedere, Questo processo deve aiutare a non ripetere certi errori, perché c'è di mezzo la libertà personale delle persone. Quindi a questo ragazzo gli hanno stravolto la vita, gliel'hanno totalmente rovinata, sia prima della sentenza che dopo. Invece, per quanto riguarda, questa è una cosa che chiedono tutti e so che vi state chiedendo tutti quanti voi, magari rimandiamo ad un'altra puntata proprio su questo punto, cioè pagherà mai chi ha sbagliato? Proprio una battuta veloce Alessio e una battuta veloce Marilena. Secondo me qualcosa si può ancora fare, perché poi questi sono stati tutti richiamati, non hanno avuto tutti i comportamenti degni della divisa che portavano, quindi questo potrebbe addirittura essere l'elemento che fa unire i fatti nuovi con i fatti vecchi con una figura che si chiama reato continuato. Però queste sono tutte cose tecniche che è difficile spiegare così in pochi secondi. Marilena? Sì, io direi che comunque qualcuno più di altri, magari qualcuno è apparso nel corso della storia di questo assassinio, però come figurante. Qualcun altro invece ha avuto un ruolo molto più marcato nel poi causare questa deriva della giustizia e questo errore, qualora verrà approvato, come io penso che sarà quindi nei confronti di Alberto Stasi, soprattutto chi poi ha avuto un ruolo non solo nel corso delle prime indagini, ma si è riproposto anche in maniera, come dire, con un ruolo inadatto, cioè assolutamente in conflitto. Sapete a chi mi riferisco? In particolar modo io ritengo ne parlano anche loro, ecco, come diceva giustamente l'avvocato Antonelli, la reiterazione di un comportamento sbagliato fa supporre che non si sia di fronte a semplice imperizia o a un errore che magari dal punto di vista lavorativo chiunque può commettere, anche se in questo caso chiaramente stiamo parlando della vita e della morte delle persone. Ma devo dire che quando
questi errori si sommano nel tempo e trovi sempre le stesse persone che c'è da farsi delle domande, probabilmente c'è già chi se le sta facendo. Eh sì, c'è già anche chi ha risposto, perché vorrei ricordare che i carabinieri di Milano, del nucleo investigativo di Milano, che vengono definiti peraltro da un mio collega degli imbecilli, vabbè, questo sono nelle intercettazioni, scrivono proprio nell'informativa, tra le tante cose che scrivono che per carità gli errori esistono, cioè è possibile sbagliare, però ci sono delle mancanze, ci sono delle carenze che non sono ammissibili. Insomma, ne parleremo ancora. Grazie ad entrambi. Scusate, devo chiudere perché la radio ha dei tempi tecnici. Grazie a Natalia, grazie a tutti quanti e al prossimo mercoledì. Grazie a tutti, grazie. Ciao. Avete ascoltato Giallo Radio Club.